Si parla tanto di femminicidio, magari seguendo i telegiornali e quant'altro, e non ci accorgiamo, non facciamo attenzione o non ce ne ricordiamo di ciò che accade dietro l'angolo di casa nostra. Qua in Friuli ne sono capitate di tragedie molto importanti. Io per primo me ne ero dimenticato, non le avevo sentite, non avevo dato la corretta attenzione, ma un mio amico giornalista ha voluto prestare non solo l'attenzione dovuta, ma anche mantenere la promessa ad una famiglia di poterli aiutare in una certa maniera. Come? Pubblicando un libro, Ultimo appuntamento sul tagliamento, che io ho voluto acquistare anche perché poi il ricavato viene dato in beneficenza proprio per aiutare questa famiglia. Mi colpisce l'introduzione, la frase a tutte le donne che non ce l'hanno fatta, a coloro che non hanno atteso il secondo schiaffo e a tutti gli uomini che hanno capito la grandezza delle donne. Causa un periodo di malattia, quindi l'ho raggiunto a casa, sono venuto a farmi raccontare il perché e il per come di questo libro, cosa racconta, a chi sarà devoluto, un grande giornalista di Telefriuli, Daniele Paroni, beccato proprio convalescente, ma perlomeno sono riuscito finalmente a placarlo e per la prima volta sono io ad intervistare lui, quindi lo andiamo a conoscere. Intanto Daniele, grazie di avermi ricevuto, visto che sei veramente in convalescenza, ma era forse la vera occasione per poterci incontrare con tranquillità a casa tua. Allora, ultimo appuntamento sul tagliamento, di cosa tratta? Allora, intanto grazie Giancarlo. Diciamo che ultimo appuntamento sul tagliamento è una sorta di tracciato di quello che è stato l'omicidio avvenuto il 31 luglio del 2017 nella zona del tagliamento. Ultimo appuntamento sul tagliamento parla dell'omicidio di Nadia Orlando, che se n'è andata a 21 anni, la sua vita è stata stroncata dal suo ex fidanzato che di fatto risiedeva a Muzzana del Turgnano. I due di fatto si trovano, uno dei tanti incontri chiarificatori, poi come si vedrà fu l'ultimo, si trovano sul tagliamento, c'è una discussione e la cosa evidentemente la discussione si accentua e finisce male, malissimo, tanto che la ragazza viene soffocata, uccisa e poi quello che poi sarà il reo confesso la lascia su quest'auto e girovaga per le strade della regione, si dice anche oltre confine, e di fatto poi si consegna dopo 11 ore alla sottosezione della polizia stradale di Palmanova. Un femminicidio, si dice che c'è l'uccisione di una donna ogni 5 giorni in Italia, e la media, anche se c'è adesso il Covid, non si è abbassata. Ho voluto scrivere questo libro, diciamo che questo è il terzo, che ha uno sfondo benefico. Ho voluto che con il racconto, prima tu Giancarlo avevi già mostrato, ultimo appuntamento sul tagliamento, con racconto, la ricostruzione direi fedele di questo fatto di sangue, si potesse aiutare un'altra vittima di femminicidio. Stiamo parlando di una bambina che adesso ha 9 anni, vive in Friuli, affidata ai nonni, ai genitori di una ragazza che invece è stata uccisa nel 2012, il 7 dicembre, la vigilia dell'Immacolata Concezione. C'ero anche lì, nevicava, faceva freddo e con la scusa di incontrarla e consegnargli apparentemente dei soldi, forse una parte degli alimenti, quell'uomo riuscì a entrare nel cortile di casa in una frazione di Basigliano e fece quello che forse aveva minacciato più volte. Infatti i carabinieri non era la prima volta che intervenivano. Anche in quel caso questo signore, chiamiamolo signore, sicuramente non con la S maiuscola, prende e si consegna ai carabinieri di Campoformido. E quindi, per farla corta, caro Stocco, di fatto insomma ho scritto questo libro e ai tempi,
ovviamente molti anni prima di scrivere questo libro, avevo detto ai genitori di Lisa: farò qualcosa per voi. Ebbene, adesso questa promessa si è concretizzata, e di fatto una parte di quello che si raccoglierà con questo libro, comprendete che con il Covid presentazioni zero, caro Stocco, quindi dobbiamo utilizzare, grazie anche per questa opportunità, magari facciamo la foto della copertina, la mettiamo sulla pagina Facebook, parliamo con gli alpini, i donatori di sangue, qualche comune, e piano piano stiamo cercando molto lentamente di raccogliere qualche euro da devolvere a questa ragazzina. Per trasparenza, il libro di fatto, scusate, quello che raccoglieremo verrà messo su un librettino che sarà intestato ai nonni di questa bambina, quello che si riuscirà, perché ci sono anche delle spese, e quindi questa bambina poi, quando sarà più grande, si ritroverà questa cifra della quale, insomma, dovrà dire grazie a tanti friulani e non. All'interno del libro, tanto per darvi delle anticipazioni, oltre al racconto mio, c'è un lungo racconto della mamma di Nadia Orlando, c'è il vicequestore Ortolan che fa un inserto su quella che è l'attività della polizia in Friuli, su quella che è il campo dei femminicidi. C'è la dottoressa Tomadini, che è medico del pronto soccorso di Udine, che dice in estrema sintesi: sapeste quante Nadia Orlando vengono in pronto soccorso, dicono che sono cadute dalle scale, invece le hanno prese da ex, non ex, fidanzati, non fidanzati, uomini che dicevano che le amavano. E poi c'è un'analisi piuttosto interessante della criminologa Costanza Stoico, che si è occupata di diversi femminicidi, e vedrete che ci sono anche immagini che fanno riferimento a donne che se ne sono andate a causa di femminicidio anche in precedenti anni, precedenti periodi rispetto a Nadia Orlando e Lisa Puzzoli. Nelle ultime pagine ci sono i riassunti degli ultimi due, speriamo che sia finita, perché ma non sarà finita purtroppo, a firma di Paola Treppo, che di fatto ricorda i due ultimi femminicidi avvenuti in provincia di Pordenone e nella zona di Aquileia. È un sogno che si è realizzato, quindi da tempo dico sempre: non aspettate il secondo schiaffo. So che potrei essere antipatico a chi alza le manine, ma io vado avanti per la mia strada, e quindi dico: care donne, giovani e meno giovani, se c'è qualcosa che non va, non aspettate il secondo schiaffo, non continuate a fare le crocerossine. Quindi chiudo qui, quindi grazie Stocco. Quanto costa il libro? 20 euro. E come reperirlo? Allora, diciamo che in questo momento, epoca di Covid, visto che il buon Stocco mi sta dando una mano, rivolgetevi a lui, e quindi poi farò in modo di farvi avere le copie. Ci sono poi anche dei comuni, ma anche in questo caso avremo tanto piacere di fare le presentazioni, ma le distanze di fatto ci impongono di non fare al momento delle presentazioni. Più in là, quando il Covid speriamo sarà levato allegramente dalle puntini, potremo fare degli incontri in presenza, e vi dico che avremo sicuramente la presenza sia dei genitori di Nadia Orlando, insomma i protagonisti di questo libro. Quindi potrà anche essere spedito fuori regione, certo, per chi eventualmente vorrà in giro per l'Italia riceverlo. Certo, sicuramente. Grazie per il tuo impegno per la lotta contro le violenze sulle donne. Dobbiamo essere di più, però. Dobbiamo essere di più, e quindi diciamo che questo potrebbe, non dico che è una bussola, ma leggetelo. Molte persone che l'hanno acquistato mi dicono che in una sera, il pezzettino di mattinata, si legge. Libro accessibile. Sapete che io volo molto basso, e la Margherita, caro Stocco, me l'ha regalata mia figlia, e qui ricordate che c'è mamma, non mamma. Ecco, in questo caso l'ha avuto sul tragico. Mi odiano. Se avete un dubbio, ci sono i carabinieri, 112, care donne, non aspettate il secondo schiaffo. Noi uomini non siamo superiori a voi donne. Grazie.